Allora, il tema dell'effetto delle leggi razziali sulla vita e sull'attività dei professionisti non è nuovo. Ci hanno lavorato molti studiosi per Venezia almeno dal 1995 fino a mesi recentissimi. Tuttavia, quello che noi vorremmo cercare di fare, almeno per gli architetti e gli ingegneri di Venezia, è quello di tentare di incrociare il più possibile diversi archivi, quelli degli ordini professionali, quelli delle istituzioni, della maggior parte delle istituzioni che hanno avuto a che fare con questi professionisti e gli archivi privati. Nel caso degli architetti veneziani, 4 cancellati dall'ordine professionale in seguito alla legge del giugno del 39. Di questi 4, il primo, Guido Costante Sullam, nato nel 1873 e morto nel 49, si era laureato in ingegneria a Padova nel 1895, acquisisce poi il diploma di disegno architettonico all'Accademia di Belle Arti. Nel 28 diventa docente alla scuola d'architettura e realizza una serie di opere abbastanza significative, importanti e conosciute anche a Venezia e sicuramente al Lido, fra le quali il cimitero ebraico è probabilmente una delle cose più note. Nel 39 viene inserito nell'albo dei discriminati da parte dell'Ordine Professionale degli Architetti. In quel periodo vivrà a Venezia, nascosto in una soffitta, poi ritorna nel 1945 come membro della giunta della comunità ebraica, presente fra coloro che riportano in ghetto i rotoli della Torah. Il secondo personaggio, Aldo Goldschmidt, veronese, 1887, morto nel 1965, è l'unico dei 4 che non è laureato in ingegneria civile, però acquisisce il titolo di architetto a Milano nel 1911. Progetta una serie di opere a Verona, alcune delle quali non realizzate, la più importante, se non altro perché molto discussa dall'allora sovrintendente Gerola con Gustavo Giovannoni, un garage proprio accanto alla Arena. Fa una serie di lavori su incarico della comunità ebraica, scusate, proprio nel momento in cui il ghetto sta per essere demolito, è in via di demolizione il ghetto di Verona. Nel 1939 è cancellato dall'albo degli architetti di Venezia e nel 1944 subisce anche la confisca della propria abitazione. Il terzo architetto che vorrei menzionare è Gilberto Herrera, nato nel 1894 e morto nel 1966, si è laureato in ingegneria civile a Roma e si iscrive all'Albo degli Architetti di Venezia nel 1928. La sua opera più importante è il Cinema San Marco, realizzato con Brenno del Giudice e il pittore Guido Cadorin, importante particolarmente per i mosaici. Nel 1939 viene cancellato dall'Albo degli Architetti e inserito nell'Albo ufficiale dei discriminati, poi viene anche allontanato dall'Ateneo Veneto, dove viene riammesso solo nel 1945. Nel periodo oscuro rimane nascosto in campagna a Possagno. Il quarto personaggio del quale vorrei parlarvi è Daniele Calabi, mio padre, 1906-1964, laureato in ingegneria civile a Padova nel 28, passa l'esame di Stato di architetto nel 1934 a Milano. Viene assunto poi all'ufficio tecnico dell'Università di Padova e si iscrive all'Ordine degli Architetti di Venezia nel 1936. Solo 3 giorni dopo l'editto letto da Mussolini a Trieste sulle scuole, è obbligato a presentare una scheda nella quale dichiara di non essere iscritto alla comunità ebraica, ma di appartenere a una famiglia di religione ebraica. Tra il 30 gennaio e il marzo del 38, il rettore dell'Università di Padova, Carlo Anti, aveva già presentato una serie di lettere di raccomandazione nei confronti di Daniele Calabi
che potesse essere assunto altrove, fuori da Padova. In particolare scrive a due architetti famosi romani, Arnaldo Foschini e Marcello Piacentini, che stavano allora realizzando l'Eur, e anche al conte Cini. Poi scrive una lettera, anche questa significativa, al governatore dell'Eritrea, Giuseppe Deodace, dicendogli lodando gli infiniti meriti, il fatto che Calabi stava lavorando a Padova con molto onore e quindi punterebbe volentieri all'impero. Il linguaggio di queste lettere è particolarmente significativo. Se finiti i lavori edilizi a Padova andrebbe volentieri in colonia se potesse contare su qualche incarico del governo. Per ragioni che comprenderete molto agevolmente senza che io entri in dettaglio, il governatore dell'Eritrea risponde che questo non è possibile, come altrettanto negativamente rispondono sia gli architetti dell'Eur che il conte Cini. Già nel 1937 Anti aveva raccomandato a Gio Ponti stava allora lavorando per l'Università di Padova, perché pubblicasse una delle opere che aveva realizzato per l'Università di Padova, la colonia marina degli Alberoni. Certo è che in pochi mesi, dopo la legge del 39, quella del giugno del 39, Daniele Calabi ha preso la decisione di partire e di nuovo una serie di documenti trovati all'ufficio tecnico dell'Università di Padova sono per noi particolarmente importanti rispetto alle questioni che ci interessano in questo momento. Una richiesta del rettore al questore di Padova, il quale dichiara che deve allontanare, questo è il termine usato dall'ufficio tecnico, Calabi perché ebreo, aggiungendo che ne ricorda la figura morale. Il 22 novembre poi, in un'altra lettera, dice: salvo la razza, è raccomandabile sotto ogni punto di vista. E pochi giorni dopo ancora dice: a parte la razza, è un giovane di grande qualità. A parte la razza. Siamo ormai il 4 gennaio del 1939. Daniele Calabi ha preso la decisione di emigrare. Da Genova, al momento di imbarcarsi, invia una lettera manoscritta al suo successore, nel quale ricorda la collocazione dei disegni che stava elaborando per l'osservatorio astronomico di Asiago, i quali sono nel cassetto di un certo mobile dell'ufficio che ha dovuto lasciare, e ribadisce di essere a disposizione per completare quello che sarà necessario. Una laconica scritta aggiunta a lapis rosso dal successore dice: indirizzo mai pervenuto. Giunto a San Paolo del Brasile, Daniele Calabi dal 1 aprile del 1939 lavora come direttore dei lavori di un'impresa di costruzioni, non avendo la possibilità di firmare progetti come architetto. Appena possibile, mio padre comincia a pensare di tornare in Italia. Nel 1945 scrive al console svizzero, che in quel momento aveva la cura degli interessi degli italiani, chiedendo conto del decreto che era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 1944, con il quale si stabiliva la riammissione in servizio dei funzionari che erano stati allontanati per ragioni razziali. Solo nel 1947, quando ormai stava per tornare in Italia, mio padre torna nel 1948, riceve notizia che era stata accettata la sua domanda di essere iscritto nel registro degli architetti e quindi di poter firmare i suoi progetti in Brasile. Grazie.